Il caldo non ferma il Covid, contrariamente ad altri virus. I contagi sono aumentati, così come i ricoveri. La settimana scorsa erano circa 80 le persone ricoverate. Adesso siamo passati a 107, oggi abbiamo 107 persone ricoverate. Di queste ovviamente un 30-35% sono asintomatiche, quindi paucisintomatico, come si usa dire nel nostro gergo un po' medico, ma che comunque non hanno sintomi legati al Covid. Purtroppo il 70% ha dei sintomi, conclamati chiaramente con il Covid, quindi sintomi legati al Covid, e anche i positivi, diciamo, per ogni 100.000 abitanti, se vi ricordate, parlavamo proprio in termini di quanti positivi ogni 100.000 abitanti, oggi siamo arrivati a 28 positivi ogni 100.000 abitanti. Il Covid sta girando, un virus, spiega il direttore generale, come l'influenza. La differenza sta nel fatto che difficilmente la sindrome influenzale si trova in climi caldi. Invece il Covid ha dimostrato di essere un virus con una forte resistenza alle alte temperature. E l'importante, e lo dico sempre, è quando andiamo a trovare dei parenti che sono in casa di riposo, sono ricoverati in ospedale, dobbiamo avere, anche se adesso non c'è fortunatamente più l'obbligo della mascherina, avere l'accortezza per salvaguardare le persone che sono fragili, che sono ovviamente con deficit immunitario, di utilizzare noi la mascherina, perché potremmo essere dei portatori di Covid senza saperlo. Non solo, ma il caldo e l'afa stanno mettendo a dura prova gli anziani e i bambini, tantissime le chiamate al SUAME 118 e tante le persone che si presentano al pronto soccorso. E chiedo scusa ai cittadini se aspettano un po' di più in questo periodo del pronto soccorso, perché purtroppo abbiamo tanti cittadini che, debilitati dal caldo e ovviamente da questo clima, che è un clima direi quasi tropicale, al quale non siamo proprio abituati, poi alla fine arrivano in pronto soccorso magari con codice bianco, dico massimo verde, e devono aspettare, poi vengono idratati e vengono ovviamente rimandati a casa, e quindi i tempi sicuramente si allungheranno. Di avere un attimo di pazienza, perché abbiamo veramente, almeno fino all'altro ieri, abbiamo avuto grandi entrate in pronto soccorso legate soprattutto ai fenomeni del caldo. Il consiglio per tutti, soprattutto per anziani e fragili, è quello di evitare, se possibile, di uscire nelle ore più calde e idratarsi molto.